Presentata stamani l'urna reliquaria di San Gerlando, in anteprima un evento storico per la città e la diocesi tutta, questa sera quella ufficiale. Con l'intervento del restauro conservativo finalizzato a ridare l'unità potenziale, l'urna è tornata al suo antico splendore. I soggetti promotori sono stati l'Ufficio dei Beni Culturali dell'Arcidiocesi, il Museo Diocesano. Il restauro è stato fatto grazie all'intervento dello studio Architetti Associati Cimino. Un momento storico per la città di Agrigento, una comunità che si riappropria della sua identità grazie al restauro e alla riconfigurazione potenziale dell'urna di San Gerlando che custodisce le reliquie di San Gerlando. Un intervento complesso che ha visto diversi operatori in azione, i restauratori, il progettista la Mimarchi Antonio Migneni e Sofia Sanfilippo per il legno, la fabbrica il laboratorio artigianale di Antonino Amato di Palermo per la ricostruzione artigianale di tutte le formelle e poi il grazie anche all'architetto Cimino con il suo studio che ha voluto sostenere economicamente l'operazione. C'è chi è magnifico nei pensieri, potrei essere io che volevo il restauro dell'urna, c'è chi è munifico che poi è colui che realmente permette la realizzazione delle opere. La città si riacquista del suo segno identitario, forse uno scatto di orgoglio per capire qual è la grandezza della città dal punto di vista della fede e della sua storia, è importante in questo anno del Giubileo e perché no, anche di Agrigento, capitale italiana della cultura. Nasce da una doppia esigenza, da una parte sicuramente la fede, dall'altra l'amore della propria città, ma un'altra esigenza che è stata forte è la stima che ho avuto in questi 10 anni nel vedere l'operato della Curia Arcivescovile di Agrigento, nel suo direttore degli uffici beni ecclesiastici, don Giuseppe Pontillo, perché ho sempre ritenuto essere il vero motore pulsante di questa città e di questa provincia, per tutta una serie di iniziative che voi sapete meglio di me, che la città vede, che la provincia vede e che di tutti dovremmo prenderne esempio. In questo percorso che c'è stato in questi anni, allora mi sono sentito, diciamo così, col cuore di voler aiutare, dare il mio contributo da semplice cittadino, perché per la prima volta che si parla di un restauro non sono dalla parte del progettista, non sono dalla parte del direttore dei lavori, ma stranamente sono dalla parte di colui che finanzia un'opera che restituisce un fatto importante a questa città, che è l'urna di San Gerlando, il patrono della città, e penso che sia una cosa molto bella per la nostra comunità. Sì, il recupero dell'urna reliquiaria effettivamente è un fatto cultuale e culturale di grande importanza. Tra l'altro il ripristino di formelle che ormai avevano fatto perdere la bellezza e lo splendore di quest'urna ci riempie di gioia. L'intervento è ovviamente un intervento strettamente conservativo e cercherà di dare l'unità potenziale a quest'urna. Ogni azione sicuramente sarà riconoscibile e reversibile secondo quelli che sono i parametri dei restauri. Abbiamo coinvolto professionisti che ci hanno supportato in questo intervento e quindi mi auguro che abbia veramente un bel riscontro anche da parte dei fedeli vedere ricomposta l'urna reliquiario, che effettivamente ci lega anche ad una tradizione barocca molto bella, molto presente nella provincia di Agrigento. Voglio ricordare l'urna di Sant'Angelo che è molto più antica di questa, e le urnette su scala molto importanti dal punto di vista storico, presenti a Caltabellotta, presenti a Cammarata, quindi dico è una tradizione che fa rete e quindi è importante anche per questo. Le opere rubate sono state riconsegnate alla città, alla chiesa, grazie ai 3 punzoni, ecco un dettaglio importante. Sì, noi ci ritroviamo di fronte a un manufatto barocco che veniva contrassegnato da una tripunzonatura, siamo nel 1639. La tripunzonatura permette, senza lasciare dubbio veramente, di ricomporre quella che è la storia della sua manifattura, quindi rinquadrare quello che è Michele Ricca, Giango Laviviano che si è occupato dei puttini fusi, quindi c'è una ricognizione meticolosa nelle figure che hanno contribuito, nonché anche agli artisti che ne hanno curato anche l'animalinea. Attualmente verrà posta in questa cappella, che
che non è la sua, diciamo. Attualmente noi la conosciamo dentro la cappella, che è storicamente tra le più importanti della cattedrale, ma non è legata alla cappella storica di San Gerlando. Infatti questa è la cappella legata alla famiglia Galli. Con l'occasione del restauro la rivedremo almeno per un intero anno nella sua cappella originaria, che era quella pensata da Traina, completa delle sue tarsie marmoree, e quindi faremo anche un salto nel passato e ricomponendola anche dal punto di vista architettonico.